Notre-Dame, perché è proprio il cuore della Francia, il punto da dove partono tutte le strade, fa parte della nostra storia, della nostra letteratura, e quindi per noi è stato veramente un colpo devastante vedere così bruciare il tetto e la Guglia, e quindi questo incendio e questa tragedia. Ehm, Ovviamente siamo molto grati ai pompieri e tutte le forze che hanno domato l'incendio. Per fortuna le strutture non sono state distrutte. Stiamo vedendo quanto sono state danneggiate. Il tetto, sono 1300 alberi nel tetto, del legno, 1300 alberi, quindi tutto questo è partito, è andato in fumo. Parte della volta è crollata, apparentemente parte delle grandi vetrate del 300 sono scomparse, ma altre. Quindi stiamo veramente valutando tutto questo e siamo uniti nel dolore, ma anche uniti nella voglia di ricostruire, come lo sa, il Presidente ha lanciato un appello a una sottoscrizione, e veramente lì c'è l'unità del popolo francese per ricostruire la cattedrale. Devo dire che